Nell'anticamera degli ambasciatori, sulle splendide pareti, si aprono finestre chiuse da persiane riccamente lavorate. Questi angoli isolati erano il luogo ideale per nascondersi e ascoltare le conversazioni altrui senza essere visti. Mentre all'esterno i sultani conducevano interminabili trattative con gli ambasciatori spagnoli, all'interno dei propri confini cercavano il modo di conservare il loro potere. Per assicurare la successione al trono, il principe Boabdil diede appuntamento ai membri di una fazione rivale proprio in questa stanza. Quando furono tutti riuniti, ordinò alle sue guardie che tagliassero loro la testa. Si narra che le piastrelle delle pareti e dei pavimenti, e perfino le fonti, si fossero tinte del rosso vivo del sangue delle povere vittime. Nei bagni meravigliosamente decorati dei palazzi, i sultani potevano sfuggire per un momento alle tensioni che opprimevano il loro regno. Circondato di infinita bellezza, perfino il più stanco e nervoso dei sovrani avrebbe ritrovato nell'Alhambra la serenità perduta. Ma in breve il palazzo restò vuoto e i brillanti colori dei fregi si sbiadirono. Nel cuore del complesso si trova il patio de los Leones, uno dei 4 principali cortili interni, l'opera più sublime dell'architettura islamica nel mondo. Quando fu creato, i pittori dipinsero le pareti di rosso, blu, verde e oro, e le 124 snelle colonne di marmo brillavano. Qui si dice che perfino i leoni scolpiti rendessero omaggio al sultano. Nel novembre 1491, però, per il glorioso sultanato arabo giunse la fine. Gli eserciti congiunti di Aragona e Castiglia assaltarono Granada e assediarono l'Alhambra. Dopo aver negoziato un accordo in base al quale accettava 30.000 monete d'oro in cambio del suo regno, il sultano Boabdil, che aveva così rinunciato al trono, si arrese senza lottare. Quando Boabdil scoppiò in lacrime per la perdita del suo prezioso gioiello, la madre infuriata gli gridò: «Piangi come una donna ciò che non hai saputo difendere come un uomo». Quando il sultano fuggì nei boschi, Ferdinando e Isabella presero possesso dell'Alhambra. Al loro seguito si trovava anche un marinaio italiano che aspettava con ansia la spartizione del ricco bottino di Granada per vedere finanziato il suo prossimo viaggio. Era Cristoforo Colombo. Nella sala de las Dos Hermanas scoprirono una stanza con un soffitto che sembrava una grotta scolpita dall'uomo, ornato da più di 4.000 stalattiti disegnate per raccogliere e riflettere ogni raggio di luce. Rimasero tanto impressionati che restaurarono alcune stanze e vi stabilirono addirittura la loro corte. Ma l'Alhambra non fu così fortunata in seguito. Nel 1526 il re Carlo V fu persuaso a non demolirla interamente. Dopo 800 anni di sviluppo culturale, che aveva irradiato scienza, matematica e medicina attraverso un'Europa allora ignorante, la luce dell'impero arabo si spegneva definitivamente. La residenza dei re, con i suoi magnifici soffitti, divenne un carcere. I criminali spagnoli venivano inviati per espiare le loro condanne tra le rovine di quella che era stata la gloria dell'impero islamico in Spagna.
Nel 1812 l'esercito di Napoleone Bonaparte si acquartierò nel vecchio palazzo. Quando poi i soldati sconfitti furono costretti ad abbandonare la Spagna, cercarono di distruggere l'Alhambra facendola saltare in aria, ma per fortuna l'attentato fallì. 14 anni dopo la ritirata di Napoleone, lo scrittore americano Washington Irving visitò l'Alhambra. Ne rimase talmente impressionato da scrivere un libro che suscitò l'interesse del mondo intero nei confronti di questo spettacolare palazzo. Nel 1830 il governo spagnolo lo dichiarò patrimonio nazionale e avviò un programma di restauro che continua tuttora. Così la splendente Alhambra continuerà a illuminare il regno perduto della Spagna araba.